Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Code sulla A19, il presidente Schifani chiede di rimuovere il responsabile di ANAS in Sicilia. Decisione condivisa dal sindaco di Palermo. Per Italia Viva invece il primo da rimuovere è proprio Schifani. A Sigonella, davanti alla base NATO, manifestazione per dire no alle guerre. La Sicilia non deve diventare un avamposto tra due blocchi contrapposti, dicono i partecipanti. Ancora violenza e paura a Palermo, turisti rapinati e malmenati nel centro storico da un gruppo di palermitani. A Trapani truffe in aumento nei confronti degli anziani. Dopo gli arresti e le denunce spesso i malfattori cambiano metodo ma non le vittime. I carabinieri, chiamate il 112 al primo sospetto. In Sicilia caldo record per 10 giorni, fine settimana con temperature attorno ai 38 gradi, ma durante la prossima settimana la colonnina di mercurio sarà ancora in salita. Spiagge prese d'assalto dagli amanti della tintarella che, dicono gli esperti, non devono mai dimenticare la protezione. L'Orchestra Sinfonica Siciliana incanta il pubblico di Agrigento con un concerto al Teatro dell'Efebo. Applausi, emozioni, è tutto esaurito. Calcio a 5, la Meta Catania conquista il secondo scudetto consecutivo. I rossazzurri si impongono anche in gara 2 con il Napoli e si confermano la migliore squadra d'Italia. Bentrovati, in primo piano lo avete sentito, ancora code sulla A19 ma anche polemiche. Schifani, infuriato, chiede di rimuovere il responsabile di ANAS in Sicilia. Decisione condivisa anche dal sindaco di Palermo. Italia Viva invece scarica le responsabilità proprio sul presidente della regione, Luca Ciliberti. Infuriato come raramente accade, ma stavolta il presidente della regione non ci ha visto più e a difesa di migliaia di automobilisti che quotidianamente percorrono le autostrade siciliane ha chiesto la rimozione dei vertici ANAS nell'isola. Una profonda irritazione si legge nella nota del presidente per l'atteggiamento poco collaborativo che ANAS continua a tenere per risolvere i gravi disagi causati dai cantieri lungo l'autostrada A19, in particolare nel tratto in prossimità di Baccheria. Nel corso della riunione del Comitato Operativo Viabilità riunito in prefettura a Palermo, tutti avevano condiviso la soluzione di una bretella. Durante il successivo sopralluogo, invece, insieme alla polizia stradale, ANAS ha valutato come non particolarmente utile questa ipotesi e ha definito come non fattibili o non attuabili per ragioni tecniche altre soluzioni. Al termine è emerso che l'unica alternativa restava quella di deviare, in caso di necessità, il traffico sulla statale 113. A quel punto Schifani è saltato dalla sedia. Chiediamo all'azienda pertanto un cambio di passo immediato, servono responsabilità, visione e capacità di adattamento, chiedendo la rimozione immediata del responsabile di ANAS Sicilia, che continua a dimostrare scarso senso di collaborazione istituzionale nei confronti del ruolo del commissario e nei confronti dei siciliani. Una presa di posizione che è piaciuta molto al sindaco di Palermo Roberto Lagalla, preoccupato anch'egli dai disagi provocati dai cantieri infiniti. Di scarica a barile invece parla il vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone. Questa volta il Ponzio Pilato di Palazzo d'Orleans, scrive, ha rifilato ogni responsabilità all'ANAS e a sua volta è Faraone a chiedere le dimissioni, ma dello stesso Schifani, a suo dire incapace di risolvere tutte le emergenze. Mobilitazione contro la guerra con un presidio, un corteo davanti alla base NATO di Sigonella. Il rischio, spiegano i partecipanti, è che la Sicilia diventi un avamposto tra due blocchi contrapposti, una situazione pericolosissima. Orazio Longo. Sapendo che chi siamo oggi qua non bastiamo, abbiamo la necessità, territorio per territorio, piazza per piazza, luogo di lavoro per luogo di lavoro, di fare crescere un movimento popolare della pace e per la pace. Eccolo il popolo della pace in marcia fino alla base NATO di Sigonella. L'articolo 11 della Costituzione ad aprire il corteo con uno striscione mentore dei padri costituenti. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa. Un presidio della CGIL assieme all'Ampia e alla comunità di Sant'Egidio. Lega Ambiente Libera, WISP e Zero Waste. Il piano di riarmo che si sta alimentando in Europa e negli stati nazionali sia un piano
che guarda lontano dalle necessità reali di questa nostra regione e di questo nostro paese. Ogni punto percentuale in più investito nella difesa significa sottrarre investimenti per l'azione contro la crisi climatica, la vera minaccia del nostro pianeta. La paura è che la nostra isola possa diventare avamposto di una guerra tra due blocchi contrapposti. Cita Pio La Torre, il segretario del PD Anthony Barbagallo, in una frase che disse il 4 aprile del 1982 in un'altra manifestazione contro l'installazione allora dei missili cruise a Comiso. Dopo 43 anni siamo ancora qui a chiedere pace, spiega Livia Adorno del Movimento 5 Stelle. La Sicilia è una terra di dialogo, vuole rimanere tale e allora anche per questo abbiamo presentato una interrogazione al Parlamento siciliano a mia prima firma e condivisa dall'intero movimento proprio per chiedere al Presidente Schifani di prendere posizione netta col governo Meloni. Stop a tutti i conflitti, in primis a quello israelo-palestinese, restituiamo la parola alla diplomazia, l'esortazione finale della rete siciliana contro la guerra. Ancora una volta emergenza centro storico a Palermo, turisti rapinati e malmenati da un gruppo di palermitani, episodi violenti che non si fermano. Marco Gulla. Da un lato c'è il mercato, i colori, il folklore e i turisti. Poi dall'altro ci sono violenza, risse e aggressioni. Ancora una volta è il centro storico di Palermo ad essere la copertina della cronaca. L'ultimo episodio qualche giorno fa, quando una serena serata in Vucciria si è trasformata in un incubo per 5 turisti. I giovani, 4 ragazzi portoghesi e una ragazza italiana, stavano trascorrendo la serata in totale relax quando sarebbero stati puntati da un gruppetto di palermitani che li avrebbe avvicinati e rapinati. I poveri turisti avrebbero tentato di reagire e ne sarebbe nata una colluttazione, rapinati e percossi. Un episodio che ovviamente non fa altro che alimentare la lunga scia di violenza che soffoca questa parte del capoluogo. Al tramonto, manco fosse un film, il centro storico diventa insidioso e territorio di bande di extracomunitari. Tra spaccio e rapine, percorrere le vie centrali della città diventa alquanto pericoloso e così i turisti diventano facili prede da avvicinare e importunare. Come richiesto da cittadini e associazioni, spesso mancano le forze dell'ordine a vigilare. Ovviamente una cattiva pubblicità per la città che proprio grazie al turismo è riuscita a scalare le speciali classifiche di gradimento, ma tutto questo non fa che macchiare questi colori, quelli della vera Palermo. Ancora sangue sulle strade siciliane, ieri incidente mortale sulla statale a Serra di Falco in provincia di Caltanissetta. C'è stato uno scontro tra 2 auto, una delle quali è andata a fuoco. Il corpo del conducente, che è deceduto sul colpo, è rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, come vediamo appunto in queste immagini. 4 aziende, 3 di Catania, una della provincia di Agrigento, sono state sequestrate con l'accusa di traffico illecito di materiale ferroso tra Messina e Catania. Ci sono 49 indagati per danni all'ambiente. Francesco Triolo. 3 aziende di Catania ed una della provincia di Agrigento, operanti nel settore della raccolta, della trasformazione e del commercio di materiale ferroso, sono state sottoposte a sequestro preventivo al termine di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. Il provvedimento eseguito dagli uomini della sezione Polizia Ferroviaria di Messina e della Polizia ipotizza a carico delle 4 società e di 49 indagati un'attività organizzata per il traffico illecito di rottami metallici tra le province di Messina e Catania, in violazione degli obblighi ambientali di tracciatura dei rifiuti vigente, sostanziatisi in una pluralità di condotte di raccolta, trasporto, cessione e conferimento di ingenti quantitativi tra maggio e settembre 2022. Alcuni elementi emersi nel corso delle indagini inducono però a ritenere che l'attività illecita possa risalire addirittura al 2020. L'attività investigativa ha consentito inoltre di ipotizzare il reato associativo allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti in materia ambientale. In aumento le truffe nei confronti degli anziani della Trapanese. Dopo gli arresti e le denunce, i malfattori spesso cambiano metodo, ma non le vittime. I carabinieri chiedono ai cittadini di chiamare immediatamente il 112 e di diffidare subito al primo sospetto, che possa trattarsi appunto di trappole. Laura Spanò.
Nei mesi scorsi, dopo una serie di arresti effettuati dai carabinieri in provincia di Trapani, si era registrata una lieve flessione delle truffe ai danni di anziani, ma in queste settimane però il fenomeno è tornato a crescere e la preoccupazione anche. I carabinieri infatti hanno raccolto diverse segnalazioni, in particolare a Trapani e Mazara del Vallo, dove si moltiplicano gli episodi che seguono un copione ormai noto, ma con varianti sempre più subdole. Tutto questo nonostante non siano mancati arresti e denunce e le campagne di sensibilizzazione per mettere in guardia le persone più fragili. Se prima lo schema più utilizzato era quello del finto incidente stradale con conseguente telefonata di un carabiniere e l'arrivo a casa di un finto avvocato, oggi a far leva sulla paura sono altri espedienti. I truffatori, verosimilmente ben organizzati e aggiornati, hanno cambiato metodo, ma la dinamica è ancora una volta ben studiata, come spiega il colonnello Dario Vigliotta. I truffatori telefonano all'abitazione della vittima e con la scusa che si è verificato un furto in quella zona chiedono di controllare l'oro presente dentro casa per verificarne l'eventuale provenienza furtiva. In questo caso si presentano presso l'abitazione della vittima, chiedono di far divisionare l'oro presente, tutto l'oro presente dentro casa, e con una scusa banale distraggono la vittima, chiedono ad esempio un bicchiere d'acqua e a quel punto si danno alla fuga con tutto il bottino. È una truffa, chiamate immediatamente il 112 affinché noi possiamo efficacemente intervenire. Intervento salvavita all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Un uomo di 43 anni è arrivato in condizioni disperate nel reparto di otorino-laringoiatria per un grave ascesso latero-cervicale. Dopo l'operazione, durata 2 ore, eseguita nella notte, il paziente è stato trasferito in rianimazione. Ora visibilmente migliorato, è già in reparto. E adesso parliamo invece del caldo, perché la Sicilia è nella morsa di questo anticiclone africano che si chiama Pluto. Fine settimana con temperature che si aggirano attorno ai 38 gradi, ma nei prossimi giorni la colonnina di mercurio potrebbe salire ancora. Ci dice tutto Francesca Loi. 38 gradi, la temperatura reale, quella percepita supera i 40. Qui siamo vicino al mare, quindi si sta meglio rispetto all'entroterra, dove c'è ancora più caldo. Oltre al sole, forte e cocente, in questo fine settimana c'è un leggero vento, quanto basta per fare sopportare le alte temperature. Ma attenzione, perché nei prossimi giorni la colonnina di mercurio è destinata a salire ancora. Per quanto riguarda le giornate di domenica e di lunedì è previsto un temporaneo calo di un paio di gradi, quindi non molto, a causa di venti più settentrionali. Per quanto riguarda poi il resto della settimana, a partire da martedì, nuovo aumento delle temperature. Pluto si chiama così l'anticiclone nordafricano che sta infuocando tutto il paese. Resterà dalle nostre parti ancora per un po'. Così chi può ne approfitta per andare al mare. E complice il grande caldo, insomma, tanti decidono di andare al mare. Va bene l'esposizione al sole, dicono gli esperti, ma senza dimenticare la protezione solare. Desiree Ferlito. Esporsi al sole senza protezione, per giunta nelle ore più calde, o usare acceleratori di abbronzatura, ma anche spruzzarsi acqua e sale per velocizzarla. Sono i recenti, pericolosissimi trend promossi su TikTok. Tintarella da ottenere a tutti i costi, sottovalutando troppo spesso l'altissimo rischio per la salute. Quando noi ci esponiamo al sole è vero che produciamo più vitamina D, però andiamo incontro a tantissimi rischi. Uno fra tutti il melanoma, quindi i tumori della pelle. Ottenere il tanto desiderato colore tambrato diventa tra i giovani quasi una sfida. Sui social spopola l'hashtag UV-Index, con migliaia di video che invitano a esporsi al sole nelle ore proibite. Però utilizzi la crema solare? Sì, la utilizzo. Conosci i rischi dell'esporsi al sole senza protezione? Sì, li conosco i rischi, lo so. Sono stato un pochino superficiale. Dovrei utilizzare delle protezioni, ma non le ho mai utilizzate. Quel che conta è la bellezza dell'abbronzatura da raggiungere subito. A salvarsi la pelle ci penseranno domani. Tantissimi pazienti mi chiedono come mai se si mettono la protezione solare vengono comunque le macchie. Molto spesso il danno è stato fatto da giovani, quindi quando magari non utilizzavano le attenzioni che utilizzano adesso, le nostre cellule danneggiate hanno memoria
storia e oggi che stiamo invecchiando compaiono. E c'è chi al mare preferisce invece la montagna. Ci sono delle novità per chi ama fare escursioni sull'Etna. Sono stati introdotti maggiori controlli per l'accesso alle aree sommitali del vulcano per garantire la sicurezza dei visitatori. In particolare sono state emanate ordinanze che prevedono l'accompagnamento di guide vulcanologiche o alpine. In alcune zone, come l'area del cratere di sud-est, sono state stabilite distanze di sicurezza che devono essere rispettate durante le escursioni. Sono state infine istituite postazioni di controllo presidiate da forze dell'ordine per monitorare il flusso di veicoli e garantire così il rispetto delle regole. E adesso la musica, una grande festa, quella di ieri sera al Foro Italico di Palermo per il concertone di Radio Italia. Oltre 50.000 spettatori e tantissimi artisti sul palco. C'era per noi Marco Gulla. Oltre 50.000 persone hanno assistito ieri sera dal Foro Italico di Palermo al concertone di Radio Italia, un evento eccezionale, musica, balli e divertimento, gli artisti sul palco da Rova Rose William, poi Negramaro, Raffa, Noemi, Francesco Gabbani, Gaia, The Colors, Blanco, Tananai e Annalisa. La musica che unisce, la musica che accende Palermo e tantissimi spettatori sul prato del lungomare già dalle prime ore del mattino. Tra vecchi successi, brani sanremesi e novità dell'estate, per il Foro Italico è stata una notte in cui l'unico diktat era cantare insieme e divertirsi. Per Palermo invece il secondo evento musicale di rilievo in 7 giorni, dopo il doppio appuntamento con Gigi D'Alessio a Renzo Barbera. E anche Agrigento incanta con la grande musica, successo per il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro dell'Efebo tra applausi, emozioni e sold out. Davide Sardo. Musica, applausi e grandi emozioni ad Agrigento per il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro dell'Efebo. Oltre 700 spettatori hanno assistito all'evento gratuito organizzato per Agrigento, capitale italiana della cultura. Sul podio il maestro Sirba Dinic, in un programma coinvolgente con l'ouverture festiva di Sostakovich, il capriccio italiano di Tchaikovsky e la celebre sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak. Io sono veramente stupita, dico ormai l'orchestra incomincia a farsi conoscere e quindi sappiamo che piace e comincia anche ad attirare l'attenzione di tanti, però effettivamente sono stupita, cioè il successo che abbiamo avuto in questa città è straordinario. I biglietti sono andati esauriti in poche ore, suggestiva l'atmosfera nella cava resa ancora più affascinante dal vento caldo della sera. La location è una location straordinaria che testimonia ancora di più la ricchezza e la bellezza di questa città, che veramente merita di essere valorizzata da tutti i punti di vista, e questo è anche un altro modo per valorizzare Agrigento, la cultura, la musica. Un appuntamento che ha unito arte, pubblico e territorio, lasciando il segno in una stagione culturale sempre più viva. È tornato nella sua Ribera da vincitore Vincenzo Italiano, l'allenatore del Bologna, che ha alzato al cielo l'ultima Coppa Italia, un legame profondo con la terra d'origine celebrato dall'abbraccio della sua comunità. Vediamo. È tornato a casa accolto dall'affetto della sua gente. Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna e vincitore dell'ultima Coppa Italia, ha fatto tappa a Ribera, nel cuore dell'Agrigentino, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. In centro, tra amici, parenti e tifosi, ha ricevuto anche il titolo di socio onorario del circolo ricreativo Buoni Amici, a conferma di un legame mai spezzato. Tornare qui dopo aver trascorso le stagioni sportive è sempre una meta per me fissa, con amici, parenti, e ritornare qua per me
al mare, al sole, trascorrere un po' di serenità per ricaricare le pile, ripeto, è sempre una tappa fissa. Nato a Karlsruhe in Germania, da genitori emigrati per lavoro, Italiano è tornato a Ribera quando aveva appena 6 mesi. È qui che ha iniziato a inseguire il suo sogno, passando dalle giovanili locali alle panchine della Serie A. Per me non si è mai staccato quel cordone che c'è con la Sicilia, Ribera, i miei trascorsi anche a Trapani, Partinico, perché sono stato anche in varie squadre dove sono stato bene, quindi la Sicilia per me è una meta fissa. Un ritorno carico di emozione, quello di un uomo che non ha mai dimenticato le sue origini e che oggi è simbolo di orgoglio per un'intera comunità. E di calcio ci occuperemo tra poco, sia di calciomercato ma anche di calcio a 5 con la vittoria dello scudetto della Meta Catania. Ma subito facciamo una breve pausa. Vi aspetto. Seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio dal 1° luglio, l'apertura ufficiale del calciomercato, ma le siciliane sono già attive. Ci dice tutto Marco Carli. Il Palermo vive sull'onda lunga dell'entusiasmo suscitato dall'arrivo di Inzaghi, tecnico che ormai è in B è una vera garanzia, come dimostra la promozione col Pisa nella passata stagione. Insieme a Brunori ha presentato la nuova maglia dei rosa. La onoreremo, hanno detto. Intanto la società lavora sul mercato, Elia dallo Spezia e Augello dal Cagliari sono 2 obiettivi su cui si stringe, 2 esterni, uno di centrocampo, l'altro di difesa, per puntare in alto insieme ad altri che arriveranno. Per il Catania sono 2 gli obiettivi: dare a Toscano un organico quanto più completo possibile per il ritiro e sfoltire la rosa per far lavorare il tecnico su un gruppo definito. Gega, ad esempio, va al Casarano, Castellini vicino al Mantova, ma con un probabile prestito oneroso. La prossima settimana dovrebbe fornire un responso definitivo su Inglese, anche se le sensazioni, come detto da Pastore, sono positive. Nel frattempo si monitora la situazione legata ad altri attaccanti. In difesa si parla di Silvestri, di Pieraccini e del Cesena. In casa Siracusa, Turati in città ha incontrato la dirigenza per impostare la stagione. Per quanto riguarda il DS, mentre inizialmente si pensava di affidare le competenze al direttore generale, prende piede l'ipotesi invece di una figura specifica del ruolo. Si parla tanto di Laneri, nei primi giorni della prossima settimana gli scenari dovrebbero essere ancora più chiari. Il Trapani ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Sergio Sabatino, il difensore granata che nelle ultime 2 stagioni ha indossato la fascia di capitano, ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2026. La Meta Catania vince il secondo scudetto consecutivo nel calcio a 5. I rossazzurri si impongono anche in gara 2 di finale con Napoli e grazie alla 3-2 finale si confermano sul tetto d'Italia. Sentiamo. Una festa che vale doppio, come i 2 scudetti consecutivi, impresa storica che eleva la Meta Catania del presidente Enrico Musumeci dominatrice dell'ultimo torneo, come dimostrano anche le 2 gare di finale con Napoli, ma anche, e questo è il merito maggiore, portatrice di un progetto serio e vincente basato anche sulle forze catanesi e siciliane in genere. Questa è la nostra prerogativa, continueremo a lavorare sui siciliani, sui catanesi, sui ragazzi che vogliono venire a giocare a calcio a 5. Questo è un grande scudetto perché ripetersi è più difficile, ma quello che ho detto ai vostri colleghi oggi davanti al pubblico catanese è stata un'emozione unica. La partita, intanto la cornice di pubblico, l'ennesimo esempio di quanto Catania sia capace di dare in termini di entusiasmo. Un entusiasmo che ha trascinato fin da subito il primo gol e di un grande protagonista come Turmena che mette in rete con una perfetta punizione di sinistro. Siamo a metà del primo tempo. Il brasiliano raddoppia al 17esimo sfruttando un power play non utilizzato al meglio da Napoli e segnando a porta vuota dalla lunga distanza. In apertura di riprese ancora uno dei grandi protagonisti della stagione etnea a triplicare. Podda va in rete su tiro angolato. Napoli non si arrende e accorcia con Berruto. Turmena prende il rosso. Napoli si avvicina ulteriormente a 1 minuto dalla fine con Vavà. Ultimi secondi concitati. Sichera protagonista come tutta la Meta che alla fine esulta con merito ed entra definitivamente nella storia. Ancora una pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Non ci sono aggiornamenti e allora questa edizione del TG Sicilia termina qui. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro un buon sabato e un buon proseguimento di serata.